Buonasera a tutti, BCTV, da essa sede sa Croce Azzurra, Protezione Civile dei Vizi, siamo in che per presentare il calendario nuovo del 2026, fatta diverse cose che non hanno essere spiegate da Dario Farina, che rappresenta la Protezione Civile, da Giulio Chirra, che è storico in questo senso, insomma, se conoscete ed è l'autore della fotografia e quindi non la sata a spiegare e a illustrare bene. E tanto Dario Canno pure la Croce Azzurra presenta un bello calendario a questa ida, insomma sempre legato a sul valore e in questo caso sull'urbanistica di questa ida. Ite Minaras. Proprio Gai, proprio Gai. Prima di iniziare però vorrei ringraziare la comunità di Bitti che ci ha sempre sostenuto e quindi tutte le iniziative che noi portiamo avanti hanno nella comunità di Bitti un sostegno importante. Vogliamo ringraziare come associazione, io parlo anche a nome di Giovanni Composto che purtroppo oggi non ha potuto presenziare, tutti coloro che si sono adoperati e prodigati per realizzare questo calendario che, come ben sapete, noi puntualmente tutti gli anni ci impegniamo a produrre attraverso una serie di immagini che accompagnano le varie pagine del calendario che rimandano alla nostra comunità, a Saida Nostra, a Bizzi. Quest'anno abbiamo voluto dare un taglio diverso, un taglio che è legato sempre come argomento a Saida Nostra, però abbiamo voluto ricostruire la memoria storica del nostro paese attraverso una serie di immagini che Giulio Chirra ha messo a disposizione dell'associazione proprio per ricordare il nostro passato. Parliamo di architettura, quindi vediamo immagini relative a domus, a case che ormai non ci sono più o in parte magari sono dirrutta, quindi sono fatiscenti e residuano, quindi rimangono soltanto delle porzioni minime di struttura. E abbiamo voluto ricostruire la memoria storica che non è legata soltanto all'architettura in senso stretto, ma vinta a Sassenti, a Sar Famiglias, a chi Gustardomoso che viviano, a Sar Famiglias a chi viviano sicuramente in condizioni economiche che non sono che a San Nostras, però dopo minores, ma sente comunque ricca de valores. Per cui abbiamo voluto ricostruire la memoria storica grazie a queste case ormai dirocate, ricordando però, adesso lo farà sicuramente meglio di me Giuliano Chirra, ricordando quelle famiglie che sono chinato che viviano in quel contesto urbano che poi ricade principalmente nei nostri centri storici, quindi in Cadone, in Putaiola, in Montemannu, in Goreai. Quindi un ringraziamento ancora a tutti, buona festas. In questi giorni consegneremo i calendari e queste immagini che adesso vedrete le ritroverete riportate sia sulla pagina iniziale del calendario, quindi sul frontespizio, sia nelle singole pagine relative ai vari mesi. La cosa importante è che queste immagini sono poi accompagnate da una didascalia, quindi da una descrizione brevissima, sia dessa domo e sia dessa famiglia che in questa domo Matessi vista io. Passo adesso la parola a Giulio Chirra che ha curato le immagini, quindi è l'autore di queste fotografie, ci descriverà non solo la struttura ma ci ricorderà anche le famiglie che ci abitavano e tutto il momento storico in cui naturalmente si inquadrano tutte le immagini che andremo a visionare. Grazie. Salute Giulio. Queste macchine che come a vedere sono dei domus che sono state abitate dai tempi, pure del corrale, del guruto, eccetera. Ma tutto questo guruto, questo corrale sconta storia, ambivitu la vita di questo popolo, del suo popolo che è stato in Bizzi, che è stato in Bizzi, e don sicuro ha una storia. Namos che potremmo narrare che questa cosa, questa fotografia che vediamo oggi faedano, insomma, e contano. Ecco, e te non narras tu. Beh, intanto un saluto a tutti e buona Pasqua di Natale a tutti. E a soskentarnos che oggi nessi che succamo. Prima cosa, ringraziamento alla Protezione Civile e in particolare a Giovanni Composto che mi ha dato questo prezzo, caso prezzo
sta mia, ma su merito è stata protezione civile che già fotografia la spot dare chi c'è che sia, che dice di una meta abbastanza assente, chi ne può toccare come memoria storica, ma se noi è stato dare motivazione della protezione civile, noi si è fatto questo, si è fatto in un'altra maniera, quindi sono io che devo ringraziare e io saluto a tutti. La fotografia non sono antichissime, sono che in banda 60 anni, Paco Prosomanco, attascano in una macchinetta vista di bassa qualità, però sono pure scorrare le delizie che ormai non bisogna più sono tutto per tutto scarsa e scambiata, è spopolata e tanta per questa domus che sono tutta la Sassola, poi anche le modifiche urbanistiche eccetera, insomma abbiamo scambiato tutto. Quindi questo si è nato che possiamo anche nei eroi, sono un Paco Prosomanco lo scampo noto di questa generazione nostra e la persone scrivini che bisogna stare, che vanno a bivito come se non è tua, sono storie che poi che la conosco, a raccontare una storia e se non manchiamo di rispetto a niente, carichi conto, carichi lista di custardomo, man mano vediamo la fotografia lo contiamo, comunque c'è tutta quella, la memoria storica di Lissi e sì, queremos dare questo messaggio a lasciare a questa comunità. Qualcuna di questa fotografia, non è che so, antanne, la posoglieo che di custardomo, niune, mai se ne sta visto, è pro fortuna che ha proprio io gestito della fotografare, quindi la sponsa a disposizione del Saida, del Sassente e del suo patrimonio storico di Lizzi. Che noi un centro storico che comunque è bello, che non siamo solo le Lizzi a lunare, dove noi già girate non abbiamo visto, ma in particolare abbiamo un centro storico che si deve essere valorizzato e questo è un progetto culturale, concettuale che potremmo esponere. È bello, Cadone, Puttaiola, Montemanno, Ispruile, sono storie di vizi. Chi ha la pazienza di sgirare come passava con Saida di vizi. Siccome queremos cominciare a vedere la fotografia, la descriviamo Napoli in Uvini e mi sta scaricando conto che non si può porre pensare di buon umore, però noi commentiamo prima e commentiamo ora. Ecco, in occhio Giulio, non besemo. In occhio siamo sul canale del Puttaiola. Questa è Sadomo di Sia Castilla, sia Antonia Manca, Zorre di Siuseringa, adesso è importante. Sadomo non è tutta la meta. Questa è una fotografia di Sosano 70-75 e Sadomo è a Capista e a Gallo sia a Castilla. Sia a Castilla sia Maria Antonia, il museo di Siu di Adoro al secolo Teodoro Ladu Luguleggio, che venne da Pida come Crappaglio, pastore del Crappaglio. Sosano 70 tutti nos aumentiamo questa sieda minutella che è stata santica che hanno stranzaiata a Carcun li ha chiesto il caffè e sul caffè ha chiesto questa cocchinella rustica e questa almeda a cutina intraiata vai a paia banchettello di ostrico di linna si stranzo si sedia e si a Cassilla che in affetto le namo si a Cassilla e non si a Maria Antonia a chi a sedere e ponia la cioccolatera o sul caffè che è intatto in dove stai che è intatto da esare innanti scuro e ti lo convida su la trepidella e su quello cantai a gai che ne pochino a gas e che ne nulla Siu Battista uno dei sovvizi di Sia Castilla è restato famoso come conto dei soscrivi si contaiana con ormai su quantos canonisti popolati su corso ca Barracello con la Don Cisero che in una montella che si lamenta ti su corso che non è a malabicolare caso corso prima e con lei ha sempre che su usi la pala quindi abituato a lui che su usi la pala si di Adoro che questa montella si Battista con la ia sempre in mezzo a sassente una die si teniata bordello applauso se bocche che Siu Battista in veste di su usi la pala io chiamo un videoregistratore un registratore che sa musica cassetta attaccata non si scrive mai non ha scritto da un besito questo registratore che sa musica cassetta che ve l'ha pagato insomma dai su fusile su se scolato che sa montella e su
registratore a palla chissà musica. Un punto adesso stato che non possiamo aumentare. Sadomo tra Puttaiola e Mulino, bisogna restato sul muro ormai sul pruso che rutto. E anche un effetto alla idea che io binnato a Trapaia in sia Cassilla intro i Cortella, però non l'ha proposta che il Sadomo che dobbiamo usare che ridere. Quindi un'istoria sia Cassilla, sia Battista di Adoro, sia di Adoro Manno e tutta questa sete che ormai non bisogna più. E su caffè che è intatto, che non si chiama nulla, sta su la terrena e tiro con l'italiana dai latritti. Ecco, vediamo un'altra domo, in che non besemo in che siamo sciocchinato del Monte Manno. Questa è Sa Cortella, in vista sia Ostino e dell'Ora al secolo sia Agostino Carsella e sia Marone Mauro Calzone. Questa è Sadomo, parte delle sormele, di Pipinello Mele, eccetera, adesso parente del Dinamele, ed è sia Bustianella de Sinnella al secolo Sebastiano Ornesu, coiuata in Giuseppe Astone. In una sente del suo antico. Questa domo sono restate a Gugli fino al 1970-80, poi sono stata ristrutturata, scomporata e modificata. Però su che antico il gusto, tutta la fotografia non è stata in impaginazione, infatti voi si dite già a mano manca che batte un'altra iannetta prima di entrare a Sa Cortella del suo Marone, che non una picocchetta, in cui vi stai su Parino, sul Carzulaio, ho lamentato, suo marito di sia Iole. Sia Iole Temiliana, coiuata che su Parino dopo la guerra sono venuto a Pila e su Parino a Chia del Carzulaio in Monte Marno. La carzuleria è a 20 metri, in Sadomo dove stanno in pratica sono del Carsina come e a sa boteca del Carzulaio e su Parino a Bovaiana con lo schino in tanti suoi chinati, su Sorovoglio, Antonio Munne, su Gregorio Gianna, su Innazio Carsella che vai sul Coleggio, Giostini Suechinato, su Battore Venturo, Stinnasiello, Giostini Suechinato, sono anziani si colliano in Saputeca di Stiu Parigi, Carzulaio in Montemanno. Questa domo a Sala Iosso, data a Satera Cortella, in Uvistaia, sul piatto del Mastro Dui e del suo Efigio Dui, e Cudassia sia Martina Crotocca, una cocchitora morta negli anni 70-80 che in Montemanno con nota che la scocchitora se ne sempre annotito era dozzo ma cocchere giovane e questa domo che è data a vista la piazzetta Vitalis del suo museo. Qua Badenades che ha tutto un corpus abitativo, questa in occa a destra chi è a Montemanno, sta passando come del Pississillo, Arta Nova, però chi ha tutto un corpo abitativo che sa museo, che sa domo del Sordo Mamelli e che sa tra chi in che sta piazzetta Vitalis. Chi ha la pazienza di Giacchi in un giro entra da un'ala a Satera, a Via Iosso e a Via Isusu e sa che tutto questo domo si tutto di una famiglia, di una regola. Poi questa spartiglione a uno, a Satera, ma sempre di questa stessa regola, di questa stessa sente si tratta io. Quindi come tieni susicchinato stanno da un whisky a un vrate e in tutto pare, insomma, che tanto già uno. Questo è Sadomo de sia Bustianella de Sinnella, ripeto, Sebastiano Auruneso, Mussere de Giuseppe Asprone. Come non besemo in questo che va pintato in un arco, magari prima aveva pure un arco, oppure l'hanno fatto. Suicchinato è Montemanno. Questo è Sadomo de Carrito, non Vesprus. Che l'hanno gettata ai anni 70 ed è una lastima che questa doma è antica e da sente comunque che sta bene, quello che non è naso scampatoio, noi ne sono ricchissimo ma sta bene. Questa doma è una specie di storia di sociologia, di antropologia,
Visichesa, che riassume tutto tanto Sanremo. Prima di tutto, non è una doma squadrata, ma è una doma che abissate di cui è solo, il subicco, a mano manca e stunna, che devia notare so scargo. Sul portale in mano, e itti, per chi è, se la baita come, devatura buona. Sopra, in un tu annato bustiane Sarku, cioè si pone sa manetta sopra, ecco, a chi la sutta de Sarku, sutta de Sarku proprio, Arzia, venimi qua. Sarku è de mattone, però in un bessa manetta, l'ha tuncato a pustici, che in cui sull'umenaglio le 6 anni, in cui trae a salute. Abbonamentate scanno qualcuno che lo cazzaiana dai carchi d'uomo, da mala maniera e con una maniera visichesa, un po' brincami sull'umenaglio 6 anni. Pronaschi non che lo caiana manco dai 6 anni, chi che lo caiana a brinco dai sull'umenaglio. Brincami sull'umenaglio e bessi diritto. Questa d'uomo i gali in posa, sono anni 70, capistaia sia bustianella corrotta e poi bitti, forse se tu ne sai l'ultima domo, se invece non avevi sorrio del suo tricco. Sorrio del suo tricco l'ha usato a tanno, gallo, a mano, sia un battore Venturo, al secolo Salvatore Fancello, marito di sia Maria Antonia Nure. Si un battore Venturo, il turno del l'ultimo eumine esistito dei rusti, qui fracca, se berrita, se bessi, che ha Mauro composto, si un Marianello, si un Preto Serafino, si un Caravaggio. Lo schidiamo in piazza. Era morto sul 1978. Si un battore con lì su Tribuca in Massaio, in domo de sia Bustiana e Corrona, cioè in domo del Carreggio. E lui poi l'hanno distrutto in tutto. Poi batto un'altra cosa denare in questa domo. Il stanzelletto non bennaia. Però io, che ne meno rete, entra io e vedi o a Sil Sorvoldo al secolo Antonio Monne o a Sil Battore Venturo che corcaiana non in terra ma in una specie di nisso, il suo muro, un nisso scavato, atto apposta, poniana già storia e corcaiana in cua, paga spretesa e paga comodità e magari. L'altra cosa che caglionare reste, sappiamo del Carriglio, ma l'ultimo momento è stato battore del Carriglio al secolo Salvatore Manno che si farà questo San Benato Carro, Manno, Chissai, Ruio questo bullone questa costa di Montemanno che hanno dai domo di sia Pasquale Serra a domo di sia Pasqualina Chissai e tutto di una regola di una parentela. Quindi in Proelio se San Benato, Scarro, Manno, Chissai, Ruio, Sordepullo Ruio, Cano, eccetera, anticamente in tutta una regola, poi chi sa sparte Ione, sono diventata tutta familiare diversa, ma protenare Sadomo in cui stiamo noi, Sadomo dei Priti del Bullone, da 1790 e qualche cosa, in tutto intristito, se imparettato straiso. Quindi Carlo e Manno sono Samatessi Repula, Samatessi Parentela. Carreggio è ma è Salvatore Manno. Quindi tutto questo, chi sai, pronare Diego Carlo, itti Diego chi stai. Ecco come te non sa sparentella devisi intristita, o a Improiglio e un'altra generazione che tenia o Susan Benato o in Proiglio, ma Susan Bene sa Repula, si incusa, sa famiglia si incusa. E in tutto questo gai, in tutto questo E che noi che stiamo vedendo Rabbi Cocca, che è una particolare urbanistico e architettonico di questa idea, insomma. Tanto come noi che manco te chiarenare Rabbi Cocca viene a in italiano ha un altro significato, però in sardo è scusto che serviva da porziare a Saldomore, insomma, che hanno in sollevata, a casa abiti su Porzo. Allora, questo è storia sul picchinato da Montemanno. Non dico che era accusato di essere di Montemanno, ma queste sono fotografie che mi ha passato Cruso a mano che hanno deciso di questa cosa.
e questa per chi è a una certa età e trabigati su Siginato di Via Giusu, este Sadomo del Pippino Pedes, ma in realtà è di Giuseppe Pes. Oggi è Zorde Suetu mio, si ammettano Sadomo del Pesciolino, Gian Michele Pes, non so fennata, ma è affettuosamente nato Pesciolino, diciamo, è tale del 1956, geologo, che lavora a Chissini e come è stata a Sardegna e lo salutiamo. Frate del pesce cane. Pesce cane, certamente. Questo domo, che è una data sul 1970, è antichissima, è a Palazzo Funnaco, Minoridium, a Sala Iosso, in uve questa chi dite a Palazzo, è Sadomo de Sordesuru, che poi ha comporato una piata de Bonaria, questo ultimo anno che sta In cui bisogna scritto io, dove sia Pasquale Solo e di sia Francisca, certo. Questo io chiamo a Caracara. E vi sta sia Pipino Pedes che Samusere, che Sosisto, Raffaele, Gian Michele e Venturina. E Venturina. In occhio a mano manca, si detto un cantello, l'apertura del suo portale, dessa corte, dessa domo, del sorne allena. Che una bella domo antica, che corte, e a Palazzo Funnaco con Sapuro, e aia un bello passizio, che è una bella barandiglia, che le dà una dignitate di una palazzina. Oggi non si può fare il minore, ma tanto è una domo manna, e si da chi è disponibile sul livello sociale, a questa condizione sociale della sua famiglia. Purtroppo, per chi è oggi a Montemanno a questo corrale dei Nocche, già domo non ve la sa Prus, non va sa Prus, già domo di Allena, e già state una domoschina attaccata, vedi, già domo di Siardina e di Sumerziero Contena, che attaccano poi a domo del Sor del Caremprano, sia Carosa del Sor Fancello. Oggi sul posto di Costardomo questa piazzetta Ciriaco Carru. Tra l'altro, diciamo, uno spazio che potrebbe essere valorizzato anche in condizioni sicuramente migliori. Però, pronare in una bella piazzetta Ciriaco Carru in cui viene Costardomo. Poi non dispiace che non vi sia certamente, ma una via abbandonata poi tutto rubete, tutto perde, insomma, ecco, questa importante scoperta. Montemanno, allora, in che è un guruttello strinto, si può arrivare dai due guruttelli differenti, uno dal suo museo archeologico, a sopra del Sadomo del signor Giorgiai, battono un guruttello che porta da questa cortella e Giovanni, Sadomenda e Cussa, e firme. Oppure si potete entrare dai Pallas, dal domo del Sor Fuis, Salvatore Fuis, del Sor del Papante e del Pallas del Sor del Carzina. È un guruttello particolare che è stato gai con anteste. Si del Saturre, gallo in colore rosa, antica, e i dite ginocchia, Sadomo del Sor del Carzina, su muro, i dite che rientrarne, che in cui intunnato pro lasciare ortare sul carro e non è toccato sul bicco del suo muro, sul palo del suo carro che hanno ortaia. Questa domenica questa lei è restata gai, se no che comunque è rotta la copertura. Questa domenica in uve veste già maneggia, questo è Sadomo del Sialuco, de Luco. Chi è abitata all'Isra sul 1970 e in questa cortella a mano manca pro chi si lamenta questa bottega antica del mastro giudice, su mastro Elina. Poi il mastro giudice è morto forse 65, 66, 67, un ominello bassetto meno vero, io me lamento che sono stare, tu ne sono mastro dell'Elina di vista, mi pare che ti sa Maddalena, giudice. E poi pure un cantello di storia di Vissica che hanno visto popolata questa bottega artigiana che è la cartoleria del Parino come Temonana con lì a nascente a corseia chi ha da lavorare, chi ha da ragionare e chi non ha nulla da che stiamo tutto sempre che state in guerra, anzi danno a Dio passo a lavorare cacchi di
insomma, ne ha la pena di visitare tutto. E noi a Corea siamo andati, Corea. In Corea, questa è Sadomo della famiglia Pira Farina. Sadomo come che ruta che ormai è disabitata, ma è tornata a manutenzionare, nulla lasciata andare. Questa è una Sadomo antica, dei Coreani antichi. Però chi è quella di via Grazia dell'Edda a Saresuso e Giulio Cesare a Salaiosso, questa domo este a fila de satera domo de sorde pedes e per un paio di sempre. E de sorde sia loro. E ninna inoca in lui editi allineata che satera corte e il satera domo de si upira chi poi data a filo de sacreia antica de suo salvatore. Questa domo usata in tutta una villa che può negare a sensare, dare un'idea del commente, poteva essere Coreai antico, che ormai Coreai l'hanno cambiato, più del canto si è cambiato vizi, non va restato quasi nulla del centro storico. E una delle altre domande che si sono salvate è il Salia Iosso, la domo di un cavadello antica. Quindi questa schimba e 7 domo, ormai non va più nulla, sono restata s'idea di poteva essere Coreai antico. Questa è stata l'ultima, mi pare. Come mi ha bene tenuto conto del Sadomo del Battere Venturosi, che lì per lo conto, tornare sempre. Sempre no che... Tornare a Sadomo del Carreggio. Se chi è? Del Carreggio. Ah. Ecco qua. E sarà nominato a Zio Battere Venturo, Salvatore Fancello, del 1391. In razza dei Dorgali e Zio Battore 21 battono un frate Antonio 21, Antonio Fancello, che sul 1907 è morto in guerra in Macedonia. In questo ultimo anno Sadomo è la satannare e ormai che governa. Noi stiamo giocando una fotografia inquadrata di Antonio 21 che putricanne in mezzo a Sama Indro. L'hanno restaurata e tornata a esistere. E Zio Battore Venturi, la prima guerra mondiale, disertore, ritirato a Bide, una licenza e Settimberto, e una raietta. E io per Dio Zambre da Uricra, insomma, bombardamento, mica hanno mandato proprio, a quel tempo usato. Quando sono virata a donna, io mi sono venuta a campagna, ma io non già molto un frate. Se io chiediamo a me, chi è resta io? E quindi lo carabinieri si hanno caricare e sul babbo la mia settimana io mi sconveste va a essere caricate baitate che su gusto rischia di essere fucilato va a essere caricato insomma sia dai curso sia non sia dai curso si fatto che 21 così la tapita hanno molto sovrate ma se la tapita e su babbo giusto però non aumentare non sprochieste la generazione nuova del sordo di Firenze che li narra ragazzi Diego Zio Antoni ed è questo spizzino che poi sull'ultimo anno 80 sì che sono virato da Firenze a stare in Montemagno come lo spizzino scuro non vi sono quindi poi si è stonata la generazione che è girata e poi si incresta male insomma tutto questo ardono contano sono scontos che contano ma noi spieghiamo tutto sul cecchinato dell'Izzi quanto vale contare chi sia di noi sì potete contare della sua e della satera. Quindi questo è Sagurio come ringraziare da noi per la protezione civile che rappresenta vizi moderna, questa è un'istituzione moderna, e però vinse la sua merito di aver aumentato vizi antico. Quindi andrà bene. Su una esatta che su schimus prima, io spero mi auguro su mezzo, siamo su come. Quindi grazie a tutti. Auguri prossimi minuti. Bene, bene. Grazie a Giulio per questa diretta, grazie a tutti voi che hanno assistito, sperando che questa presentata sia stata interessante per voi, che avete compreso e abbiamo compreso tutto, tante storie a pappa imparare di questa domo, di questa architettura, di questo zicchinato, che sicuramente sono ricordi di storia, dei valori e delle tradizioni. Quindi vi ringraziamo sulla partecipazione civile a tutto canto, vi auguriamo buona festa
e vos ammentamos di casa, purtroppo sicuramente su tempus non si iscritti bene, non si commenteste casa, la cucina, sul calendario non la chimusu, la ma fa che spusti casa, domenica, sempre su tempo cucinta. In ogni caso, Bustiano non fa su piacere, casa, tramite Bustiano, tramite BCTV, posa chimus ischire, si pusti casa, bila chimusu a cucinare. Se su tempo lo permette, cuciniamo, se no, vos informiamo se posa chimus ischire, prima e sei ne sanno naturalmente, che hanno a macolare in dopo vostra, a vos cucinare questa parte di memoria storica che noi abbiamo cercato e tentato di ricostruire in questo calendario. Grazie a tutti. Bene, stancamo questa diretta, ringraziando la Protezione Civile per tutto l'impegno che esponenne, che in diverse iniziative, insomma, fino al tipo culturale, non solo del corso, di venire incontro sul bisogno di Saida, ma è diventata un'associazione meta importante, una struttura che ha che parte proprio fondamentale del Saida. Noi queremos vedere Paco i volontari che sono venuti oggi a assistere alla presentazione del suo calendario e a essere sono stessi volontari, loro hanno paura del calendario a mostra, poi l'aggradescere e viene a chi insomma che contribuire a mantenere questa struttura in possa e in grado di operare. Un saluto a tutti da parte del BCTV e menzo su a casa e menzo da altre occasioni. Adios. Ah no, queste Dario che vogliamo ringraziare a Bustiano che è sempre disponibile, che hanno dato una mano, quindi a Bosacchi di Schire, su chi noi schiriamo, su che comunque la comunità nostra, che poi siamo noi, se siamo tutti, deve schire soprattutto le iniziative che cerchiamo sempre di mandare da innanzi e di proporre. Grazie, Gabi. A mentre vedere a tutto tanno e buona festa. Grazie.